Eccoci qua, buon lunedì a tutti. Andiamo con la lettura dell'oroscopo del giorno lunedì 18 ottobre. Bene, allora, carissimi amici e carissime amiche, prima di andare con la lettura dell'oroscopo di questo lunedì, vi volevo ricordare che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore. Quindi per chiunque essi sia, abbia bisogno di un mio intervento per far sì di salvare un'unione, per far impazzire di nuovo per te la persona amata, contattami al numero che vedi sotto a questo video e mi racconterai la tua storia e ti dirò come è possibile intervenire. Ma andiamo con la lettura dell'oroscopo di questo favoloso lunedì. Ariete. In questo lunedì di metà mese tutto andrà per il verso giusto in amore. Niente complicazioni e situazioni molto serene col partner oppure con una nuova conoscenza nel caso in cui siate single. Nel lavoro potrebbe arrivare un colpo di fortuna veramente importante. Occhio quindi alle buone occasioni. Il segno del Toro in amore. In questo lunedì potrebbero esserci complicazioni e nervosismo. Il vostro umore sarà molto basso e un po' di agitazione non mancherà. Questo vale a dire che sarete in tensione. Meglio non arrabbiarsi con chi vi sta accanto e vi vuole bene. Lavoro, gestire questo mod negativo purtroppo non sarà facile nemmeno sul posto di lavoro, quindi fate attenzione. Il segno dei gemelli, amore. Questa non sarà una giornata per niente semplice, anche perché Venere sarà in opposizione. Siete impegnati in una storia, potrebbero esserci dei nervosismi con il vostro compagno. Le tensioni però arriveranno pure per le nuove conoscenze, quindi restate calmi, contate fino a 10 prima di parlare, ok? Sul lavoro invece interessante questo lunedì professionale, perché potrebbe arrivare una buona nuova parecchio interessante, quindi state calmi e sangue freddo, non cercate di creare confusione, se no vi rovinate la giornata. Il segno del Cancro, amore. Questa sarà una giornata un po' più tranquilla finalmente, voi direte. Avete avuto dei giorni difficili e nervosi, ma piano piano inizierete a recuperare con i vostri affetti. Anche l'umore sarà migliore per questa giornata. Lavoro, tutto sereno per il lavoro. Da domani invece potrebbero arrivare delle opportunità da cogliere al volo. Il segno del Leone, amore. Attenzione alla luna in opposizione in questa giornata di metà mese. Purtroppo non riuscirete a dare il meglio di voi, eppure le relazioni o i nuovi rapporti potrebbero risentirne. Nervosismi in corso con i propri cari. Ma chi ve lo fa fare? Restate calmi, sereni. È la miglior cosa per andare d'accordo con se stessi e con gli altri. Lavoro, non si escludono delle tensioni in ufficio, dove comunque la situazione sarà un po' più tranquilla che a casa. Vergine, amore. Si apre questa giornata un po' particolare, perché da oggi e soprattutto da domani potrebbero iniziare i problemi. Quindi la luna in opposizione vi renderà nervosi e potrebbero esserci diverse discussioni. Necessario gestire bene, o meglio saperle gestire.
Sul lavoro le cose non andranno così bene nemmeno sul lavoro, meglio andarci piano in questa giornata di ottobre. Bilancia, amore. Venere sarà in buona posizione per la giornata odierna. Per le coppie e per i single sarà quindi un giorno abbastanza sereno e potrebbero arrivare delle piacevoli emozioni, magari anche un passo in avanti in un rapporto, mentre sul lavoro momenti interessanti di occasione e di novità. Dovreste proprio giocarvi queste opportunità, ok? Approfittatene, o meglio sappiatene approfittare. Scorpione, amore, giornata piatta. Chi al contrario vorrebbe delle novità in amore. Non sarà un lunedì pieno di emozioni, nuovi e grandi passi in avanti. Dovrete attendere un bel po' per ricevere una sorpresa che possa davvero, dico davvero, piacervi. Sul lavoro vi impegnerete molto e sarà giusto così. Tutto questo bel da fare presto si trasformerà in un buon risultato professionale. Auguroni. Sagittario, amore. Abbastanza buona questa giornata per chi ha intenzione di vivere un momento tranquillo fatto di emozioni. Il periodo è buono visto che Venere è dei vostri, quindi è dalla vostra parte. Un lunedì piacevole sia per le coppie che per i single. Lavoro invece aspettatevi delle novità per questa giornata. Occhi ben aperti alle occasioni che potrebbero arrivare da un momento all'altro. Capricorno, amore, questa giornata di questo lunedì, come potete immaginare, non vi porterà grandi news in amore. Tutto tranquillo, qualcosa di nuovo si muoverà molto più in là con il partner o una persona nuova. Per il momento le cose saranno fin troppo ferme. Sul lavoro invece vi mancheranno le giuste energie a causa della posizione contraria di Marte, una giornata poco produttiva quindi. Acquario, amore, bellissimo lunedì di questo metà ottobre. Oggi vi sentirete abbastanza bene con voi stessi e di conseguenza anche con i vostri affetti. Per i rapporti nuovi, le relazioni più stabili, tutto andrà tranquillamente molto bene. Sul lavoro invece grande fortuna per questa giornata, dateci dentro con idee ed impegno. Il segno dei pesci, amore, ancora qualche segno di nervosismo e cedimento in amore, in una relazione o in un inizio di conoscenza. Questo lunedì comincerà a portare qualche miglioramento, quindi non temete perché il recupero non tarderà ad arrivare. Sul lavoro preparatevi alle novità e alle opportunità. Da domani qualche occasione in più arriverà. Bene, allora, e così era l'oroscopo di lunedì 18 di ottobre. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani martedì e come sempre dico io che le stelle siano sempre con voi. A risentirci a domani.